Ciao, ciao, siamo sempre noi, PN Paranormal Investigation. Stasera siamo tornati al manicomio di Vittorio Veneto proprio perché abbiamo trovato un'ala che non avevamo visto prima perché era chiusa, non abbiamo potuto ispezionare, e abbiamo trovato proprio in questo ambiente sotterraneo, se ben vedete, dove dicevano appunto che c'erano proprio gli obitori qui, dove portavano giù i deceduti di questo manicomio. La stanza è molto grande, però noi camminando abbiamo trovato in realtà quello che sono proprio le celle dove vivevano queste persone morte. E dunque vogliamo questo qui, ci sono qualche, però là c'è anche un sogno abbastanza grande. Visto che abbiamo trovato quest'area così, volevamo un attimo verificare se c'è qualcuno, se c'è qualche entità che vuole mettersi in contatto con noi, se vuole parlarci, un po' raccontare ciò che ha vissuto qui e ciò che è successo in questo ex presidio ospedaliero psichiatrico, ecco, diciamo così. E come vedete la REM-pod da sola ormai sta suonando da un po' di minuti, prima addirittura in contemporanea con il capolavoro in mano abbiamo posizionato anche lo zoom da solo per registrare eventuali rumori o anche voci. E dunque vedete che lampeggia, io proverò a fare una connessione a vedere se c'è qualcuno qui che può comunicare con noi veniamo in pace, vogliamo solo parlare, capire chi sei, come ti chiami, come mai che sei rimasto qui e anche cosa hai vissuto qui. Vedo che stai illuminando, prendi energia dagli strumenti, non da noi, puoi far suonare quello strumento e puoi far illuminare questo in mano come fatto prima. Quando c'è una lucetta che lampeggia così, vuol dire che l'energia è molto debole, dunque bisogna un po' anche spronare a prendere energia dagli strumenti, no? Adesso si ferma e adesso comincia a suonare perché gli ho chiesto di farsi sentire. Di non avere paura di noi, che siamo venuti con noi. Abbiamo anche la strumentazione della Kinect che può verificare eventualmente dove è posizionato l'entità. Okay. Ancora là, sopra la REM-pod, proprio sopra. Se guardate, ha cominciato a brillare il K2 in contemporanea, adesso è partita la REM-pod. Addirittura c'è una luce abbastanza intensa e dunque vuol dire che sta cominciando a prendere l'energia. Volevo chiederti se vuoi comunicare con noi veniamo in pace, non vogliamo farti male, del male, non vogliamo niente, vogliamo solo parlare con te, non prendere paura, prendi energia, comunica attraverso gli strumenti, noi siamo qua per parlare con te, per ascoltare. C'è anche un strumento che può registrare se vuoi fare un rumore, anche piccolo. C'è una persona che era ricoverata in questo ospedale, che era malata. Non avere paura, prendi
Energia, disponi tranquillamente attraverso gli strumenti, per favore. Ecco, lasciamo anche dello spazio di silenzio, proprio perché stasera stiamo facendo un esperimento di usare lo Zoom da solo, senza la black box, che sarebbe questo strumentino che voi già conoscete, che filtra le voci. Vedete? E dunque per registrare ha bisogno anche di spazio e silenzio, ma silenzio assoluto, perché è molto sensibile. Ecco, guardate il K2 brillante insieme, ecco qua. Prendi energia, fai brillare anche questo strumento che è vicino a me, non aver paura. Bravo, grazie, grazie. Io ho fatto una domanda a te, se eri un paziente che era ricoverato in questo presidio ospedaliero e se sei morto qui. Dunque quando suona è una conferma di questo. Mi sta rispondendo. Sei un uomo. Sei morto qui? Eri ricoverato qui? Ascolta, ti chiedo un favore, per piacere, puoi fare un piccolo rumore, anche piccolo, perché tanto lo strumento che c'è qui lo può registrare. Un piccolo rumore, in modo che noi possiamo sapere che sei qui, prendi l'energia sufficiente per fare un controllo di cui risponde. Quindi sappiamo che è un uomo che è qui con noi. Grazie. Eri una persona anziana, eri un anziano, o eri giovane? Eri giovane. Eri anziano? Proviamo a fare silenzio totale, vediamo se le asticine dello zoom si alzano, perché in base al rumore loro oscillano, giusto? Esatto. Allora, proviamo a fare silenzio per 2 minuti. Allora, ha oscillato leggermente lo zoom, poco, dunque vuol dire che ha rilevato qualcosa. Esatto. E subito dopo ha iniziato a dare un po' da suonare, dunque vuol dire che lo zoom ha registrato qualcosa. Che vedete, queste asticine nere che vanno avanti e indietro rilevano il rumore e sono sensibilissime. E prima si sono mosse di poco. E comunque quando si sono mosse, almeno io ho percepito un rumore a sinistra. Non so se avete percepito anche voi, ma poi finisce almeno. Tipo una specie di... Io ti ho chiesto se eri una persona giovane. Allora un po' non ho mai fatto così fissa proprio, Praticamente c'è seduto sopra. C'è seduto sopra. Tre, vedi, dentro. Sì, 3. Esatto, sono dentro un po' tutte le celle dove sono morti. Dove erano chiusi. Eri un bambino?
perché può essere ci fossero anche bambini. Assolutamente. Uno qua davanti, sempre qua, vicino alla porta. Ma sei molto giovane in questo ospedale? Eccoli tutti quattro. Quattro. Due e due. Con una nostra cioè ho messo uno, ho messo l'altro. Non capisco. Sei giovane? Sei un ragazzino giovane? Pugnalare. Pugnalare. Ma scusa un attimo, mi stai rispondendo pugnalare? Sei stato ucciso o più che altro? Sei stato ucciso? Tanto. Pugnalare tanto. Cioè è stato pugnalato tanto? Cioè più di una volta? Ma ti hanno ucciso allora? Estremo. Estremo. Tanto estremo. Estremo. Estremo come persona estrema. Estremo. Estremo magari che è stato un crimine brutto, cioè una roba Anche brutta. una cosa estrema, sì. Certamente. Ti ha dato la conferma a te Paolo, eh? Certamente, ha dato conferma a te lui. Nero. Nero. Nero è riguardante il buio, forse, che ha visto quando è stato pugnalato. Per la persona. Anno. Può essere. Anno? In che anno è che è successa questa cosa? Sono tanti anni. Anno, ora, dunque l'anno e l'ora. Sì. Ok. Ci sta? Sì, ci sta. Forse ora perché non li vivono. O può essere che ora, perché magari vive l'attimo, Sì. anche, può essere un doppio discorso. Imparare. Amore, imparare. Cos'è che vuoi dirmi? Fantasma. Vabbè, ragazzi. Mi sa che è morto, sì. Tu sai che tu sei morto, dunque sei uno spirito, probabilmente aggrappato qui per un qualcosa che ti è stato fatto di brutto. Guarda. Occorrere. Cos'è che ti occorre? Hai bisogno di aiuto? Non sai perché sei rimasto qui? Possiamo fare qualcosa per te? Vedere. Vedere. Devi farci vedere qualcosa? O magari Lui deve vedere. lui deve vedere anche. Vedere. Cos'è che deve vedere?
Oppure sei tu che devi vedere qualcosa. Subito. Guarda. Subito, vedere subito. Io dovrei vedere. Lui deve vedere perché quando c'è No, vedere subito. C'è qualcosa che noi dobbiamo vedere, secondo me subito, no? siamo noi che dobbiamo vedere qualcosa. Libero. Vedere subito. Per essere libero. Dobbiamo vedere qualcosa, con lui deve vedere qualcosa subito per essere libero. Cos'è che devi vedere per essere libero, per favore? Scala. Oddio ragazzi, la scala. Bisogna andare di qua. Ci spostiamo un attimo, lasciamo dire, guarda, Voi che siamo quello scalinante che abbiamo qui davanti, strano. C'è qualcosa di strano nella scala. E noi dobbiamo vederlo. O di là. A me viene questa cosa, che noi dobbiamo vedere qualcosa che è strano. Io non ho preso la pila. Vabbè. No, ce l'ho io. Ne ho due qui. Ok, ce l'ho in tasca. Ah, ok. C'è qualcosa di strano in questa scala, c'è qualcosa di strano qui. Parecchio. Perché sto facendo un vecchio scorso dove si capisce ansia. molto là. Sto andando nella direzione giusta. Questa è la cosa che vedevo prima. Sì. Quando l'abbiamo aperta? No ragazzi, allora adesso io ho capito cosa fa. Io l'ho capito. Io l'ho aperta per curiosità, non visto la porta.